Ciao amiche ed amici, volete sapere come fare del buonissimo pane cafone come questo? Usando del lievito di birra o lievito secco o lievito madre e cotto nel forno di casa? Seguite il video fino alla fine per scoprire come! Erano anni che cercavo di fare il pane cafone, il mio pane preferito. È la cosa che mi manca di più insieme ai fratelli, la mozzarella, i babà, vabbè, è una lista lunghissima di cose. Questi sono gli ingredienti di cui avrete bisogno. 760 g di farina 00 di media forza, quindi circa 12 g di proteine, 200 g di semola di grano duro rimacinata, 20 g di sale, 620 g di acqua e 120 g di lievito madre o 1,2 g di lievito di birra o 0,4 g di lievito secco. E se avete difficoltà a pesare 0,4 g di lievito secco, qui in alto trovate il mio video su come pesare quantità così piccole senza bilanci di precisione. La preparazione del pane cafone è piuttosto semplice. Ciò che dovete fare è procurarvi una scodella tipo questa, nella quale andrete a versare la farina 00 e la farina di semola. Mescolate il tutto in modo tale da far sì che le due farine non rimangano separate e a questo punto andate ad aggiungere il sale. Procedete a mescolare la farina con il sale. Arrivati a questo punto dobbiamo andare ad aggiungere il lievito e l'acqua. Ora, se utilizzate lievito fresco, basta sbriciolarlo nella farina. Se invece utilizzate lievito secco da attivare, lo potete aggiungere nell'acqua oppure potete versarlo nella farina. Infine, se utilizzate il lievito madre come sto per fare io, conviene scioglierlo nell'acqua, perché altrimenti sarà difficile mescolarlo nella farina. Adesso lo vado a versare. Ecco qua. Proseguo a mescolare il tutto, utilizzando nel mio caso un leccapentola, ma va benissimo anche una forchetta, un forchettone, un cucchiaio, quello che avete, o anche le mani. È importante che la farina venga completamente assorbita dall'impasto. C'è un po' di farina sul fondo e quindi vado a schiacciare l'impasto fino a quando la farina non sarà completamente assorbita. Non va impastato in modo da renderlo liscio o compatto. Prima di farlo riposare facciamo che sia leggermente più uniforme. Lasciate riposare l'impasto per 12 ore a temperatura ambiente, coprite la scodella con della pellicola, o meglio potete utilizzare questi coperchietti in silicone che sono riutilizzabili e se siete interessati a comprarli trovate il link nella descrizione del video. A fra 12 ore. Sono appena passate 12 ore. Vediamo che cosa è successo. L'impasto è decisamente lievitato, ma prima di metterlo in frigo bisognerà fare un'ultima piega. Guardate qui com'è bello. Questa operazione si può fare anche a mano, chiaramente. In pratica dovete stringere l'impasto come fareste con un panetto di una pizza. Anche questa piega alla fine come risultato ci dà un impasto non liscio, ma va bene così, perché in realtà adesso il grosso del lavoro verrà fatto dal frigorifero. L'impasto rimarrà in frigo per tutta la notte. Vi consiglio di non andare però oltre le 12 ore. Buonanotte. Buongiorno. È arrivata l'ora di andare a prendere l'impasto dal frigo. Ruotiamo l'impasto sul piano di lavoro. Vedete com'è bello compatto. Quello che andiamo a fare è usare una spatola per tagliare in due questo impasto, per avere due forme più o meno dello stesso peso. Andremo a fare le pieghe in questo modo. Lo allarghiamo leggermente, afferriamo queste estremità e cominciamo ad arrotolarla. Avrete la prima pagnotta. Fate la stessa cosa con l'altro impasto. Non sono stupendi? Ora bisogna prendere questi due filoncini e metterli in un panno asciutto e far riposare per circa 3 ore. Sì, perché in 3 ore questi due filoncini saranno pronti per essere cotti. Ho preso una teglia che ha la stessa forma di quella che utilizzerò per cuocere il pane. Prendo uno strofinaccio asciutto e pulito e vado a spargere un po' di farina sul fondo. Prendo ancora un po' di farina. Operazione importantissima. Afferro i due lembi dello straccio in modo tale da separare i due filoncini
e poi li copro. Non ci posso credere, avrò dell'ottimo pane cafone di Volla. Ragazzi, riposate bene, ci vediamo fra 3 ore. Allora, ci siamo quasi, ma prima di cuocere i 2 filoncini bisogna preriscaldare il forno alla massima temperatura con all'interno una teglia come questa. Se avete una pietra refrattaria, utilizzatela mettendola sul fondo della teglia. Essendo rotta, l'unica cosa che posso fare per coprire tutta la superficie, se non ce l'avete va bene lo stesso. L'importante è preriscaldare la teglia. Venite con me. La griglia deve stare il più possibile vicino al fondo del forno, in modo da cuocere bene la parte di sotto del pane. Sono passate 3 ore ed è arrivato il momento di infornare il pane. Ma vediamo che cosa è successo nel frattempo. Proviamo il metodo della nonna per capire se il pane è pronto. Allora adesso premo qui e ritorna indietro lentamente. Questo è proprio il metodo empirico usato in campagna per capire se il pane è fatto, e direi che è fatto. Movimento veloce. Ora osservate bene che cosa succede. Li metto vicini, attaccati, come se fossero una cosa sola. Occhio a non ustionarvi, Ragazzi, mi raccomando, non fatemi fare brutta figura. Il pane cuocerà per circa 10-15 minuti nella parte bassa del forno, dopodiché porteremo il pane un po' più in alto, abbasseremo la temperatura che scenderà da 250 ai 200 e poi proseguiremo la cottura fino a quando il pane non avrà raggiunto il colore che preferiremo. Non vi dico il profumo, come al solito non lo si può trasmettere su YouTube, dovete soltanto fidarvi di me, ma vi dico che è incredibile, incredibile. Questa è la parte croccante che mi è sempre piaciuta. Vediamo il sotto. Questa parte qui è quella che è scesa tra i 2 pezzi di refrattaria. Stessa cosa qui, vedete? E quindi qua ha toccato leggermente il fondo della teglia e quindi si è fatto un po' più scuro. È troppo caldo, quindi dovrò farlo raffreddare per fare la prova del taglio. Lo volete sentire il crunch? Proviamo a tagliarlo, dai. È lui, è lui. Facciamo la prova dell'assaggio, un po' d'olio. È lui. È fantastico. È morbido, bello resistente, croccante. Poi dice che uno ingrassa. Un bel like se vi è piaciuto il video e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video e per suggerirne degli altri. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campana per ricevere tutte le notifiche e cliccate su tutte le notifiche, almeno così saprete tutte le volte che caricherò un video nuovo. Seguitemi su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Ricordate che poi sono su Telegram con il mio canale Gigio Pizza, oppure potete cliccare su t.me/Gigio Pizza. In questo canale ci scambiamo un sacco di segreti e potete conoscere in anteprima ciò che sto facendo e che farò per i miei prossimi video. Ricordate infine il mio corso di pizza su Udemy, The Art of Pizza Making, in cui spiego in inglese i segreti della pizza napoletana. Che dire ragazzi, io mi sa che questo lo apro in 2 e ci metto dentro un po' di niente, che qua non trovo niente. Ciao e alla prossima!